Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Johnny Branda. Scusate. Allora, oggi siamo qui per vedere un deck in cui io ci sono salito all'arena 5 moltissime volte e per sbaglio cambiavo deck perché lo andavo a cercare sempre su internet un altro e scendevo. Però ora mi sono convinto, questo qui è il deck buono per andare avanti in arena 5. Allora, vabbè, sì, queste qua sono le carte dell'arena 5, c'è la scarica che si possono andare all'arena 5, c'è lo stregone, il veleno, lo specchio e la leggendaria che lo stregone di viaggio, il quale trovo quelli dell'arena 5 che ce l'hanno quasi tutti, non so perché. Vabbè, comunque andiamo avanti. Domani farò un video come spacchetto, diciamo, questo baule magico e vi farò vedere se troverò qualche epica, non credo di no tanto perché sto è dell'arena 4 come vedete. Vabbè, comunque nonostante tutto ora vi faccio vedere il deck che secondo me questo qui è molto utile per arrivare in arena 5 come detto prima. Poi ovviamente se vi trovate con un deck migliore e ci giocate meglio fate voi. Comunque con questo qui ci sono arrivato in arena 5. Poi ragazzi, avete visto? Sempre creativo la carta epica. Prima c'era un punto interrogativo. Vabbè.